Ciao a tutti cari amici di Alte Montagne e ben ritrovati nel canale con un nuovo video. Nuova escursione. Oggi mi fanno compagnia Stefano e Mattia e ci troviamo in località Pozzale, sopra Pieve di Cadore, dove andremo a svolgere un'escursione fino a Rifugio Antelao. Una volta arrivati a Rifugio, vedremo, dopo aver fatto una piccola pausa, vedremo se riusciamo a completare il giro di oggi con un'escursione ad Anello. Bene, buona visione, sempre con il nostro motto che è zaino in spalla, passo deciso, sicuro e prudenza sempre. Dopo circa un'ora e 40 minuti dal nostro inizio abbiamo lasciato il percorso secondario che avevamo preso all'inizio, denominato Le Corte, che è un percorso che viene utilizzato da Soccorso Alpino per fare le varie esercitazioni. Adesso ci siamo riuniti qui al percorso principale, che è la famosa mulattiera che porta a Rifugio, e siamo in prossimità del Monte Tranego, quindi non manca più molto alla Forcella Antracisa e successivamente avremo altri 15 minuti per arrivare a Rifugio. E consigliamo, per chi si dovesse mettere in cammino, di portare i ramponcini, perché ci sono parecchi tratti scivolosi e la stabilità non è sempre garantita.
Molto bene. Grande Livio! Sì, cosa? Riprendiamo il nostro cammino dopo aver fatto una piccola pausa a rifugio. Adesso stiamo scendendo verso Forcella Antracisa, dove arriveremo tra 10 minuti circa. Abbiamo pensato di chiudere il giro di oggi facendo un giro ad anello, quindi a ritorno prenderemo il sentiero 250 che poi per Prepiccolo ci porterà di nuovo al punto di partenza, al parcheggio della macchina a Pozzale.